Muos di Niscemi, l'UGIP della Procura di Caltagirone dette l'ordine di sequestro dell'apparato satellitare. Palermo, lo sceicco di Bahrain disponibile a offrire 2 miliardi di euro allo comune. Venezuela, Chavez presidente per la quarta volta. Filippine, accordo di pace tra governo cristiano e ribelli separatisti islamici. Pallone, giornata positiva per Catania e Palermo. Benedica a tutti. Sabato 7 ottobre 5.000 cristiani arrivarono a Niscemi per partecipare alla manifestazione nazionale No MUOS contro la costruzione di un sistema di comunicamento di satelliti in alta frequenza chiamato MUOS, che lo Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America sta realizzando a Niscemi in tale sito ditto Ulmo, dentro la riserva naturale di La Sughereta. Secondo i manifestanti, l'alta frequenza dello MUOS è assai pericolosa per la salute degli agenti che si trovano vicino all'apparato. Picca ore prima dell'inizio della manifestazione arrivò la notizia che lo GIP della Procura di Caltagirone sequestrò la struttura perché, secondo un'indagine fatti, risulta che si trova dentro un'area onde non si può fabbricare, è sito di interesse comunitario. Il giorno 5 ottobre, lo sceicco Zamil al-Zamil dello Bahrain e la principessa Sheikha Issa al-Sabah della famiglia reale coetiana congiarono Palermo allo sindaco Lelo Orlando per offrire 2 miliardi di euro di investimenti che potessero cancellare la faccia della città. Lo sceicco e la principessa, lo giorno prima, furono nella città di Roma, dove furono nominati presidente e vicepresidente della Camera di lo Commercio Italo-Araba. Lo sceicco, durante l'incontro con lo sindaco, che si tenne dentro a Palazzo delle Aquile, non disse ciò che volesse creare, ma solo che volesse investire. In cancio domandò la costruzione di una grande moschea, onde le musulmane di Palermo potessero ir a pregare. Il segretario della Lega Nord, Roberto Maroni, presentò domenica 7 alla festa della Lega a Venezia lo manifesto economico Prima lo Nord e disse che avesse a fare di lo Nord una grande euroregione ma a statuto speciale, lasciando il 75% delle tasse in tale territorio. La proposta assimiglia allo statuto speciale della regione siciliana, che però aspetta di essere applicato di 63 anni, a causa degli ostacoli dei governi centrali e dei politici locali. Hugo Chavez resta presidente del Venezuela, vincì con lo 55,2% le elezioni di domenica 7, sconfiggendo il suo principale avversario Enrique Capriles, che ottenne il 44,2%. Chavez, che si mormoria potesse essere assai malato, è allo suo quarto mandato, ma rispetto al 2006 perdì 8 punti percentuali. Vaticano, condannato il maggiordomo dello Papa. Paolo Gabriele fu condannato sabato 7 ottobre a 18 mesi di carcere per aver trafugato documenti riservati dello Santo Padre. Secondo lo tribunale, Gabriele fece tutte cose da solo e non si trovarono complici. I dubbi arrestano mentre è praticamente certa la grazia. Dopo l'attacco siriano dello passato 3 ottobre, un morirono 5 cittadini turchi, la Turchia si trovava divisa tra un governo interventista e l'opinione pubblica fortemente contraria a quale si sia ipotesi di intervento armato. Mentre i deputati stavano votando un intervento in Siria, infatti, lo venne passato una manifestazione spontanea contro la guerra e contro il governo islamico moderato di Erdogan, si formò davanti allo Parlamento. Appena intervenne la polizia per sciogliere la manifestazione. In Siria, intanto, le ribelli annunziarono la passata domenica la cattura dello generale Osama al-Assad, cugino del presidente Bashar al-Assad, capo delle truppe del governo. I profughi, secondo le ultime date dell'organizzazione umanitaria, avessero essere almeno 710.000. Dopo 40 anni di conflitto, finalmente si accanzava l'accordo di pace tra il governo filippino cristiano e i ribelli separatisti islamici. L'annunziava lo passato 7 di ottobre lo stesso presidente delle Filippine, Benigno Aquino III, spiegando che l'accordo prevede una tabella di marcia per creare in tale sud del paese una nuova regione autonoma, che si potesse chiamare Bangsamoro, prima del 2016, quando avesse a scadere il suo mandato presidenziale. Le anni di conflitto, che contribuirono a mantenere la zona meridionale delle Filippine sottosviluppata nonostante che ci fosse una grande disponibilità di ricchezze naturali, registrarono 120.000 morti e 2 milioni di profughi. Benedica a tutti, palloni, Serie A. Buona giornata per gli squadri siciliani. La settima di campionato. Lu Palermo pareggiò sabato 6 fuori casa contro lo Genoa P1-1 dopo aver risignato per primo con un colpo di testa di Giorgi. Lu Catania vincì in casa domenica 7 P2-0 contro lo Parma. Lu Dermi di la Madonnina io all'Inter. In testa alla classificazione ci sono Juventus e Napoli con 19 punti. Pallacanestro.
Domenica 7 si giocò la prima giornata della Lega 2. Lu Barcellona vince fuori casa contro l'Ucentu per 72-81. Lu Capo d'Orlando invece perdì in casa contro lo Scafati con il risultato di 65-72. Rugby. Domenica 7 ha cominciato pure il campionato di Serie A e l'Amatori Catania battì in casa agli Rangers Vicenza con il risultato di 30-17. Di 15 al 21 di ottobre si tiene a Castelbuono lo Funghi Fest, una sagra di funci, tastamenti di piatta a base di funci, vino locale e cose duci tipici, promozione delle ditte agricole dello territorio, ma magari in occasione per visitare sto grazioso paese delle Madunii, famoso per le bellezze naturali dello posto e per le cose buone da mangiare. In queste giornate è possibile fare visite guidate, escursioni e partecipare a esposizioni, concumi e spettacoli musicali. Lo martedì 16 di ottobre comincia la quinta settimana siciliana in Paraná, organizzata dalla Associazione Culturale e Recreativa Familias Sicilianas di Paraná, Argentina. La settimana, che si chiude sabato 20 di ottobre con una cena spettacolo, prevede mostre, conferenze sopra lo Statuto e l'autonomia siciliani, presentazioni di opere letterarie e progetti sopra argomenti che hanno a che fare con la Sicilia e spettacoli di balli e canzoni. Tutti questi eventi su una ciasuta libera. Questo è tutto questa settimana. Ci vediamo il prossimo venerdì. Salutiamo.